Celebrata oggi al Palacongressi il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con il motto «La Polizia guarda al futuro». 2 gli arresti fatti dalla Polizia di Stato a Porto Empedocle per la truffa del falso carabiniere, ritrovata la donna scomparsa di Favara dopo aver lasciato il pronto soccorso. Dissequestrati dalla magistratura i 90.000 euro sequestrati al manager della sanità Salvatore Iacolino. Appello delle associazioni ambientaliste agrigentine per partecipare alla manifestazione di domenica Puliamo le spiagge di San Leone. Respinta la mozione di sfiducia al sindaco Corbo di Canicattì. A Favara, approvato dal Consiglio Comunale, il piano triennale delle opere pubbliche. Agrigento accoglie il congresso regionale Neuroscienze in Rete organizzato dalla Lint Sicilia. L'Aragona incontrerà domenica la Margheritese, una trasferta insidiosa per l'Aragona a un passo dalla promozione. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 10 aprile. Anche ad Agrigento si è svolta oggi la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una cerimonia che si è svolta al Palacongressi, il servizio. Oggi la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si è svolta a Roma in Piazza del Popolo. Il tema dell'evento è stato la polizia che guarda al futuro. Anche ad Agrigento le celebrazioni hanno preso il via stamattina con la deposizione di una corona alla lapide commemorativa dei caduti da parte del prefetto Caccamo e del questore Palumbo. La cerimonia si è svolta poi presso il Palacongressi di Agrigento alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia. Nel corso dell'evento sono stati anche conferiti riconoscimento al personale che si è distinto in significative operazioni di polizia. Alla festa hanno partecipato anche alcune rappresentanze degli istituti di istruzione primaria e secondaria della provincia, presente anche l'associazione Donatori Nati Polizia di Stato, che in collaborazione con l'autoemoteca ADAS hanno organizzato una raccolta di sangue contribuendo concretamente con un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità. Nel corso dell'evento anche l'intervento del questore che ha tracciato un bilancio dell'attività svolta in provincia di Agrigento. Credo che il bilancio, l'impressione della positività non è data semplicemente dal dato numerico che possiamo vedere sulle statistiche degli interventi eccetera. Io credo di poter percepire quello che è il sentimento della cittadinanza della provincia di Agrigento nei confronti della Polizia di Stato, ma mi sento di dire nei confronti di tutte le forze della polizia, cioè sentiamo che il nostro operare è qualcosa che viene visto estremamente con favore da parte dei cittadini e questo per noi è il miglior riconoscimento. Il più importante riconoscimento che possiamo avere su quella che è l'importanza della nostra presenza e del nostro operare nel territorio. I giovani e la collettività sono il nostro punto di forza, il nostro faro verso cui dobbiamo puntare l'obiettivo. Dobbiamo dare sicurezza, ma dobbiamo dare anche esempio, lo dobbiamo dare ai giovani per far sì che crescano insieme anche a noi, attraverso i nostri valori, per la giustizia e per la legalità e naturalmente alla collettività intera, a cui siamo chiamati a dare sicurezza. Sicurezza attraverso il nostro essere presenti sul territorio, ma sicurezza anche attraverso una presenza più quotidiana, anche con quelle che sono segni di attività del nostro essere cittadini e non soltanto essere poliziotti, come partecipare a quella che è la vita pubblica al servizio del cittadino, partecipare a quelle che sono le necessità come anche la raccolta del sangue che stiamo facendo proprio oggi attraverso il giorno della nostra fondazione.
Perciò, ripeto, questo per noi è un segno molto importante di presenza, una presenza che deve essere tradotta nel vivere insieme al territorio, assieme ai propri cittadini, ascoltando quelli che sono i bisogni di legalità e sicurezza. E per la truffa del finto carabiniere, bloccati a Porto Empedocle dalla squadra mobile 2 malviventi mentre ritiravano i gioielli. Sono stati arrestati. Hanno tentato di mettere a segno la ormai nota truffa del finto carabiniere, ma ad attenderli davanti alla porta di casa della vittima c'erano gli agenti della squadra mobile di Agrigento, 2 malviventi in trasferta, lui originario di Siracusa, lei della provincia di Roma. Sono stati arrestati a Porto Empedocle in flagranza di reato. L'operazione è scattata quando una 60enne empedoclina ha ricevuto la telefonata di un sedicente maresciallo dei carabinieri. L'uomo le ha raccontato che una banda avrebbe utilizzato la sua auto per compiere una rapina. Il finto carabiniere ha spiegato poi alla donna che sarebbe stato necessario comparare il denaro e i preziosi che teneva in casa. Le ha anche annunciato che sarebbe passata una funzionaria del tribunale per ritirare quanto richiesto. La donna però ha intuito, captato che si trattava di un raggiro e ha immediatamente avvisato la polizia. Quando i 2 malviventi si sono presentati nell'abitazione della 60enne, hanno raccolto monili d'oro e altri preziosi. Sono entrati in azione i poliziotti che li hanno bloccati. Dopo le formalità di rito, i 2 indagati sono stati trasferiti alla casa circondariale Pasquale di Lorenzo in attesa dell'udienza di convalida degli arresti. Sorpreso in giro per l'estate di Porto Empedocle con 2 cartucce calibro 22 nascoste nella macchina, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 26enne di Agrigento ma residente ad Aragona. Deve rispondere di reato di detenzione abusiva di munizioni. Il controllo è scattato nella nottata dalle parti di via Miramare. L'indagato non ha saputo giustificare il possesso. I militari hanno così avviato le indagini per far piena luce sui reali motivi della presenza del giovane in trasferta da Aragona a Porto Empedocle. Tra le ipotesi c'è anche quello che volesse mettere a segno una intimidazione. E i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno bloccato 2 cittadini di Agrigento rispettivamente di 43 e 34 anni a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il più grande è stato trovato in possesso di quasi 10 grammi di hashish e poco meno di 5 grammi di marijuana. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è scaturito da un servizio di perlustrazione nel rione del campo sportivo e Seneto di Agrigento. E sempre i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, nel corso di una perlustrazione presso la zona industriale, hanno ritrovato la 30enne di Favara scomparsa il giorno giovedì 9 aprile, dopo aver lasciato il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Al momento della scomparsa la giovane indossava un jeans, un giubbino a bronzo e aveva con sé uno zainetto color cammello. È stata rintracciata tra la vegetazione ed è stata portata nuovamente al presidio ospedaliero di San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Il sindaco di Favara scrive oggi nella sua nota: è stata ritrovata sana e salva la nostra concittadina di cui si erano perse le tracce. Un ringraziamento va ai carabinieri. 2 morti nello schianto sulla strada statale 113. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. È di 2 morti e 2 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri lungo la statale 113 all'uscita lato Palermo dal centro abitato di Acquedolci. A perdere la vita sono stati Giuseppe Crisci, 54 anni, e Domenico Gerbino, 25 anni, entrambi originari di Caronia. Il violento impatto si è verificato poco dopo le 20, su un tratto rettilineo, nei pressi del cimitero comunale. I 2 uomini viaggiavano a bordo di un'auto insieme a una giovane donna di 20 anni, figlia del 54enne e fidanzata del 25enne.
quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato con un'altra autovettura. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, l'auto con a bordo le 2 vittime e la ragazza stava procedendo in direzione Palermo, probabilmente per fare rientro a Caronia, quando è avvenuto lo scontro. A seguito dell'impatto, l'auto è finita contro un albero sul lato destro della carreggiata, ribaltandosi successivamente su un fianco. Per i 2 uomini non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo, a causa delle gravi ferite riportate. La giovane passeggera è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non destano particolare preoccupazione. Traumi lievi anche per il conducente dell'altra vettura coinvolta. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello. Solo in tarda serata il magistrato di turno, presso la Procura della Repubblica di Patti, ha autorizzato la rimozione delle salme. La statale 113 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La notizia ha rapidamente raggiunto Caronia, dove le vittime erano molto conosciute, suscitando un profondo cordoglio nell'intera comunità, che si stringe attorno al dolore delle 2 famiglie per una tragedia così grande e difficile da accettare. Il Tribunale del riesame ha dissequestrato i 90.000 euro trovati in casa dell'ex manager della sanità Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell'ambito dell'inchiesta su un giro di mazzette che ha coinvolto il funzionario regionale e un imprenditore di Favara, Carmelo Vetro, già condannato per mafia. I giudici hanno accolto la tesi dei legali di Iacolino, che hanno sostenuto che parte del denaro sequestrato era frutto di prelievi bancomat fatti dal loro assistito quando era eurodeputato di Forza Italia e parte era invece stato regalato alla figlia per il matrimonio nel 2021 e conservato in casa dei genitori. Pulizia delle spiagge, domenica, organizzata dalle associazioni ambientaliste agrigentine che fanno appello a tutti i cittadini alla partecipazione al servizio. Domenica 12 aprile, con inizio alle ore 9, decine di volontari coordinati da Mare Amico, Lega Ambiente, WWF, Mare Vivo, Agrigento, Ost, Agesce e Leo Club raccoglieranno parte delle tonnellate di rifiuti presenti sulla spiaggia di Maddalusa, Babbaluciara, la foce del fiume Acragas, che le tante mareggiate invernali hanno portato a riva. L'evento non è solo un'azione di rimozione di rifiuti accumulati in spiaggia, ma un forte segnale di amore per il nostro territorio, un invito alla responsabilità collettiva. Gli organizzatori pertanto hanno lanciato un appello corale alla partecipazione. L'invito è esteso ai cittadini, ai comitati civici, alle associazioni locali, agli esponenti politici agrigentini, con l'auspicio che la cura dell'ambiente diventi una priorità stabile, condivisa e trasversale. I fiumi hanno vomitato tonnellate di rifiuti e poi il mare li ha restituiti, soprattutto a Maddalusa. Per questo motivo noi domenica saremo lì per raccogliere il più possibile. Abbiamo aderito a Spiagge e Fondali Puliti, che è una campagna nazionale di Lega Ambiente che ha il suo 36esimo anno, e invitiamo anche i più giovani ad aiutarci facendo anche un gioco che poi spiegheremo, che è fare delle opere d'arte con i rifiuti per far capire come è stato pulito la spiaggia, da una spiaggia triste a una spiaggia allegra. Questi sono i gadget che poi daremo ai primi partecipanti. Anche il WWF sarà presente e vi invitiamo tutti quelli che amano questo luogo a partecipare domenica 12 a questa pulizia ambientale.
Il Consiglio Comunale di Canicattì dice no alla mozione di sfiducia al sindaco Corbo. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, rimane sindaco della città. Ieri sera, al termine di un serrato dibattito che ha visto scontri pesanti in aula e minacce di querele, il Consiglio Comunale di Canicattì ha respinto la mozione di sfiducia che era stata presentata da 11 consiglieri comunali. A votare a favore sono stati 13 consiglieri, non raggiungendo il 60% necessario affinché il documento venisse approvato. Servivano infatti 15 voti a favore. Agli 11 consiglieri comunali che hanno presentato il documento si sono anche aggiunti il presidente dell'Assemblea cittadina Domenico Licata e la consigliera Alida Turco, 5 i contrari e 6 gli assenti. Una riunione fiume durata più di 4 ore, nel corso del quale i firmatari della mozione di sfiducia hanno evidenziato ancora una volta le inadempienze dell'amministrazione attiva, come quella dei rifiuti, la mancanza di progettualità per le strade in particolare, finanze, servizi sociali, questione idrica. Di parere contrario gli esponenti della maggioranza, che hanno ancora una volta sostenuto il lavoro sin qui svolto dal primo cittadino e dalla sua amministrazione. Tanti messaggi di apertura al dialogo, come quelli lanciati dai consiglieri Dario Curto e Lilo Restivo, che nonostante la loro appartenenza a Forza Italia hanno firmato e votato la mozione nei confronti del sindaco Corbo, anche lui esponente del partito di Berlusconi. Assente in aula il primo cittadino. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dall'assessore Massimo Muratore. Il Consiglio Comunale di Favara ha approvato ieri il piano triennale delle opere pubbliche. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Convocato dalla Presidente Miriam Miniemi con un solo punto all'ordine del giorno, il programma triennale per le opere pubbliche anni 2026-2028, il Consiglio Comunale di Favara ha approvato ieri sera l'importante strumento di programmazione. Una votazione unanime e convinta. C'è stata soltanto la necessità di approvare prima degli emendamenti definiti tecnici dalla Presidente, in quanto sono stati rilevati degli errori, dei refusi da parte degli stessi tecnici che ne avevano curato la stesura. Per esempio l'importo annuale per l'intervento dei lavori nella palestra della scuola di via Agrigento, erroneamente scritto a 3.000 euro invece che dei reali 300.000 euro. Secondo emendamento, relativo a un errore nella trascrizione nella scheda E del RUP, anche in questo caso variato all'unanimità. Si è discusso anche, su sollecitazione della Presidente Miriam Miniemi, dei lavori e delle scadenze di alcune opere finanziate con il PNRR, tra le quali la scuola dell'infanzia di Piazza Capitano Vaccaro, la scuola Mendola, le mense scolastiche, i lavori sul vallone Favara. Richieste di informazioni anche per il finanziamento della cosiddetta mobilità sostenibile. La Presidente ha chiesto che fine hanno fatto le biciclette, dove sono, che previsioni ci sono per il funzionamento. Il sindaco Antonio Palumbo ha provato a rispondere a tutto, ma non in maniera dettagliata. Gli asili sono in fase di collaudo, ha detto, la scuola Mendola è in fase di completamento, il vallone anche. Le scadenze sono al 30 giugno di quest'anno, come le imprese aggiudicatarie sanno bene, altrimenti saranno applicate le previste penali. Sul bike sharing, ha detto Palumbo, si aspetta la stesura del regolamento e l'attivazione dell'app. Le bici ci sono e sono custodite bene. Comunque, per queste notizie precise farò relazionare ai tecnici che se ne stanno occupando. Chiarimenti infine anche per l'atto di adozione dello stesso piano chiesti dal consigliere Carmen Virone, in quanto lo stesso non era inserito nella delibera, ma tutto è risultato a posto, quindi la votazione finale che ha visto tutti i 17 presenti rispondere sì. Agrigento accoglie il congresso regionale Neuroscienze in Rete, connessioni regionali per l'innovazione clinica, promosso dalla Lega Interdisciplinare per la Neurologia Territoriale, l'INTE, che ha riunito stamani neurologi territoriali, neuropsichiatri infantili, geriatri, fisiatri, medici di medicina generale, fisioterapisti provenienti da tutta la Sicilia. Noi eravamo sul posto.
Al via ad Agrigento il congresso regionale Neuroscienze in Rete, connessioni regionali per l'innovazione clinica, promosso dalla Lega Interdisciplinare per la Neurologia Territoriale, l'INT, che ha riunito neurologi territoriali, neuropsichiatri infantili, geriatri, fisiatri, medici di medicina generale, fisioterapisti provenienti da tutta la Sicilia. Durante l'assise gli specialisti hanno affrontato temi centrali per la neurologia contemporanea, tra i quali la gestione delle cronicità neurologiche con focus sul Parkinson, demenza e depressione, le nuove frontiere terapeutiche nelle malattie neuromuscolari, nella SLA, nell'epilessia, i disturbi del sonno e applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito neurologico. La conferenza ha rappresentato un'occasione per discutere delle cronicità e delle nuove tecnologie, come ci ha dichiarato il neurologo Lelio Marchese Ragona, coordinatore della Lindi Sicilia e responsabile scientifico del congresso, valorizzando il ruolo strategico della neurologia sul territorio. Oggi faremo il nostro primo congresso regionale, dove tratteremo temi di grande importanza, quale l'integrazione ospedale-territorio e anche il trattamento delle patologie neurodegenerative principali, Parkinson, Alzheimer e altre patologie, epilessie, cefalee, insomma un po' di tutto, perché in prima battuta spesso è lo specialista territoriale che si prende a carico di questo tipo di patologie. Questo ovviamente evitando l'intasamento delle strutture ospedaliere, perché per esempio il Parkinson spesso è seguito a un neurologo territoriale, tra controlli e terapie. Ormai ci sono anche terapie online che possiamo ovviamente gestire al meglio proprio sul territorio. Tenete presente che l'integrazione in una regione grande come quella della Sicilia è importantissima, perché ci sono sì, vero, grandi hub, Palermo, Catania, Messina, però a parte poi i capoluoghi di provincia ci sono delle realtà montane, periferiche, dove se non arriva il neurologo territoriale non arriva nessuno. Quindi l'importanza del congresso è quella proprio di integrare tutti questi servizi e soprattutto di dare una risposta agli utenti su queste patologie che ormai sono diventate, diciamo, prevalenti soprattutto sulla popolazione anziana. Ecco, ad Agrigento qual è la situazione? A Agrigento abbiamo ovviamente l'unità operativa complessa in ospedale e poi sul territorio abbiamo diversi polambulatori dove si trova sempre la figura del neurologo territoriale che su prenotazione fa queste visite cercando un po' di risolvere in loco i problemi. Perché presente che il neurologo territoriale si occupa, come dicevo, di tutte le patologie neurodegenerative, ma anche della piccola psichiatria, quindi delle sindromi ansioso-depressive, insonnia, anche perché l'utente spesso ha difficoltà a rivolgersi subito a uno psichiatra, quindi spesso va dal neurologo in primo acchito. Poi saremo noi a capire, perché se si tratta di nevrosi possiamo prenderla in carico noi, se si tratta di psicosi le smistiamo a servizi di psichiatria, e questo ha la sua rilevanza. Ecco, brevemente su questa iniziativa oggi ad Agrigento, ripensare la neurologia in Sicilia. Un'iniziativa lodevole, è stata concentrata un'area vasta di circa 1 milione di abitanti, che è il distretto Agrigento-Enna, dove rispondiamo a esigenze importanti sia nell'emergenza urgenza, quindi gli ospedali, sia nella gestione delle croniche complessità delle patologie neurologiche. Qui si realizza quello che noi pensiamo, cioè una vera continuità, diciamo, che garantisce l'assistenza completa al paziente. Anche per me è importante questo incontro perché ci permette di integrare l'attività dell'ospedale e del territorio, per quei pazienti che ancora non sono ben consolidati come aspetto fisico, come salute, sono quelli che poi dovranno passare al territorio, e viceversa i pazienti del territorio che invece hanno delle patologie acute che devono essere seguite in ospedale. Quindi è importante questa integrazione tra territorio e ospedale. Abbastanza? E cerchiamo di attuarle queste procedure, perché è fondamentale. È un'iniziativa importante, si farà il punto su molte patologie, ma anche sull'integrazione ospedale-territorio, che è il punto di svolta per una sanità di prossimità, completa e che abbracci in maniera olistica il paziente, prevedendo non solo interventi sulla psiche, sul fisico, ma anche dal punto di vista sociale. È un punto di svolta che ci dà l'occasione, ce l'ha il DM 77 del 2022, vedremo di fare il punto della situazione, perché ancora ci sono molte cose da fare.
Parliamo di questa iniziativa Neuroscienze in Rete che oggi vede qui ad Agrigento riuniti tanti esperti del settore. Ecco, tra gli slogan quello la Sicilia ripensa la neurologia, oggi ad Agrigento. È sicuramente un incontro importante perché ci consente di affrontare tanti argomenti e abbiamo anche modo di scambiare la nostra esperienza quotidiana. Per me è ulteriormente importante perché io parlerò di sonno e ho la consapevolezza che c'è una poca conoscenza anche in ambito medico di questo aspetto. Ed è per questo che io ci tengo sempre a cercare di stuzzicare la curiosità anche dei colleghi che possono trovarsi di fronte a un paziente con queste problematiche. Ecco, perdere sonno quanto è importante per un cittadino e come si può ovviare ovviamente? Allora, in realtà oltre il numero di ore che uno dorme è fondamentale la qualità del sonno. E quindi tante volte, infatti a me i pazienti chiedono qual è il target giusto di ore da dormire. Non esiste, ognuno di noi ce n'ha uno, ma quello che è importante, anche dormendo poco, avere una buona qualità di sonno, quindi svegliarsi riposati la mattina, perché quello che poi ti porta ad avere praticamente una concentrazione, un'attenzione, anche la voglia di fare, affrontare la giornata, oltre tutte le conseguenze a distanza che spesso non si conoscono, che sono legate a problematiche cardiovascolari, neurologiche, metaboliche, anche cose apparentemente lontane anni luce invece hanno un loro legame. Io dico sempre che il corpo umano è come fosse un'orchestra, perché nel momento in cui suona uno strumento si porta dietro tutti gli altri e quindi è importante sì essere specialisti, ma anche avere una visione complessiva del corpo umano, non dimenticandoci mai che siamo prima medici e poi specialisti. Linea alla regia per la pubblicità. L'Università di Palermo apre al pubblico il Gateway della biodiversità con il Festival Pianeta Vivente, laboratori, installazioni immersive sugli ambienti e gli ecosistemi, fino a giugno esperienze e attività gratuite per le scuole e le famiglie. I colleghi di Palermo. Un momento particolarmente complesso per il mondo, bisogna puntare sicuramente a energie rinnovabili. Sì, l'energia è più che un bene primario, è come l'aria che respiriamo. Questo convegno oggi si pone l'obiettivo di parlarne al di là degli schemi ideologici, al di là di tutto quello che non è prettamente tecnico sull'energia e vuole fare un confronto tra energie del futuro, energie alternative che purtroppo negli altri paesi sono diventate energie del contemporaneo. Si parlerà di idrogeno, si parlerà di nucleare, dei termovalorizzatori in Sicilia, dando atto che questo governo finalmente ha iniziato il percorso per la realizzazione. Lo faremo senza schemi e pregiudizi e lo faremo con un parterre di altissimo livello. Noi ci stiamo accorgendo che appunto essendo un'isola abbiamo ancora maggiori problemi anche per l'importazione e l'esportazione del carburante e così via. Assolutamente sì. Naturalmente siamo purtroppo soggetti alle variazioni del prezzo del gas, degli idrocarburi, di tutti i fossili in generale e questo non può più andare bene perché noi perdiamo di competitività e non possiamo programmare il futuro dei nostri figli. In un momento così complesso per il mondo, come tutelare i siciliani anche attraverso l'uso di energie rinnovabili? Il nostro progetto è forte, noi abbiamo tempo fa addirittura ingaggiato un confronto con il governo per avere un ritorno di royalty maggiore rispetto a quello previsto dall'attuale legge, perché effettivamente il combinato disposto degli investimenti e del nostro clima porta alla formazione di un'energia rinnovabile di quantità non indifferente. Mi riprometto di parlarne, però siamo molto presenti, siamo presenti con un bando che incentiva l'installazione di pannelli qualora le famiglie intendessero realizzarlo e questo nel contrasto con l'eventuale non auspicabile crisi derivante dal conflitto che noi conosciamo e che ci preoccupa. E sull'emergenza frane in Sicilia sentiamo il parere dei geologi, i colleghi di Messina.
Mentre la Sicilia fa la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo che ha flagellato l'isola nella prima settimana di aprile, emerge una verità amara e ineludibile. Il territorio è nudo di fronte a un clima che non è più quello di una volta, ma se la pioggia è stata abbondante, a mancare non è stata la prevedibilità quanto la resilienza di un sistema infrastrutturale ormai fragile. Gli eventi estremi non sono più l'eccezione, ma la nuova, durissima normalità con cui la Sicilia deve convivere. Negli ultimi anni in Sicilia osserviamo ad un aumento sia nella frequenza che nella intensità di eventi meteorologici estremi. Parliamo di piogge più concentrate in poche ore, ondate di calore prolungate e periodi di siccità che si alternano a momenti, ad eventi alluvionali importanti. Questo è coerente con le tendenze climatiche che hanno reso il Mediterraneo un vero e proprio hotspot climatico. Tuttavia noi geologi abbiamo il dovere di sottolineare che il problema non è riconducibile solo all'aspetto climatico, ma è anche e soprattutto un problema territoriale. Infatti urbanizzazione, uso eccessivo del suolo, scarsissima manutenzione non fanno altro che amplificare gli impatti. Oggi l'urgenza ha un nome preciso: riparazione. I danni sono ingenti e la viabilità è in ginocchio, ma la vera sfida inizia un secondo dopo l'emergenza. Ma sicuramente possiamo dire che il problema del rischio idrogeologico è molto più ampio, si estende anche a tutta la regione Sicilia. Oggi abbiamo un gap culturale significativo perché manca proprio la cultura del monitoraggio, perché manca la cultura della mitigazione del rischio. E c'è una gestione amministrativa, tra l'altro, che fatica a tradurre quelle che sono le risorse disponibili in opere concrete di mitigazione, prima ancora che avvengano i danni. Servono scelte pianificate e investimenti strutturali, perché curare le ferite ogni volta non basta più se non si impara a proteggere la terra sotto i nostri piedi. Nonostante le tante piogge di questi mesi, la crisi idrica in Sicilia non è affatto finita. Il report pubblicato dall'autorità di bacino sul sito della regione siciliana, aggiornato il 1 marzo, ha restituito un quadro ancora allarmante a fronte di una capacità potenziale di accumulo di circa 1 miliardo di metri cubi d'acqua, teoricamente sufficiente al fabbisogno dell'intera popolazione della Sicilia. Le dighe ne contengono attualmente 536,11 milioni. Tuttavia a questo dato vanno sottratti circa 160 milioni di metri cubi occupati da sabbia e terra mai rimossi nel corso degli anni. Di conseguenza la quantità d'acqua effettivamente utilizzabile scende solo a 370 milioni di metri cubi, poco più di un terzo della capacità originaria degli invasi. A Palermo la tappa del Troc Tour, il lavoro viaggia con noi, oltre 350 curricula raccolta e circa 4.000 studenti coinvolti tra orientamenti e incontri con le imprese. I colleghi di Palermo. Hai appena fatto una chiacchierata, un primo commento su questa giornata importante per voi giovani in cerca di lavoro. Sicuramente è un'opportunità parlare direttamente con chi si occupa di recruiting. Ognuno ovviamente esprime le proprie potenzialità ed è una cosa positiva il fatto che dai direttamente la tua email, il tuo numero e sono loro a contattarti. Quindi comunque è un'opportunità. Ci sono delle preferenze nel tuo percorso lavorativo futuro? Sei giovanissimo. Sì, segretario amministrativo, vorrei lavorare nell'ambito amministrativo e contabilità. Per noi studenti liceali, soprattutto più grandi, è importante partecipare a giornate del genere in cui possiamo avere idee su quello che è il nostro futuro lavorativo, i nostri futuri studi universitari, soprattutto perché molti ragazzi sono indecisi su quello che fare in futuro. Tu hai delle preferenze per quanto riguarda il tuo futuro lavorativo? Io già sì, però conosco molte altre persone che invece sono molto indecise e che quindi vedono la partecipazione a questi eventi come qualcosa di importante per la loro crescita personale. Io vorrei studiare all'università filosofia. Diciamo gli sbocchi principali sono l'insegnamento, lo sappiamo, eccetera. Mi piace la prospettiva di insegnare, ma anche al liceo
si dice che si guadagna poco, ma non mi interessa fare un lavoro che mi piace alla fine. Io non ho mai fatto alcun incontro lavorativo, poiché il mio obiettivo è continuare gli studi per ora, andare all'università. Vorrei lasciare Palermo per provare qualche esperienza fuori, soprattutto a Milano, e poi continuare il mio sogno, che è fare musica. Faccio musica, quindi magari riuscire nel mio sogno. Siamo entrati qua dentro, ci hanno spiegato un po' cosa fare, poi ci hanno dato questo foglio qua da compilare e niente, abbiamo fatto per ora soltanto questo. Questa è la terza edizione del Track Tour, il lavoro viaggia con noi, una manifestazione che è dedicata ai giovani sostanzialmente. Abbiamo qui coinvolto a Palermo una cinquantina di scuole, ci saranno oltre 1000 ragazzi che verranno qui nel corso della mattinata. Ci sarà anche l'Università di Palermo che è stata coinvolta, e quindi ci saranno anche i ragazzi dell'Università di Scienze Politiche e di Giurisprudenza. È una giornata molto, molto bella, ed a questa giornata parteciperanno anche diverse aziende che hanno esigenza di mostrare le loro vacancy, cioè dire le loro esigenze di profili professionali. Quindi qua i ragazzi abbiamo ricevuto circa 400 curricula, quindi qua direttamente le persone che hanno bisogno di lavorare hanno la possibilità direttamente di prendere contatti con queste aziende. E sabato 11 aprile alle ore 18:30 si terrà la cerimonia commemorativa promossa dal Comune di Agrigento in occasione del primo anniversario della scomparsa di Nino Bellomo, nel segno del ricordo. Nel corso dell'evento verrà ufficialmente intitolata una sala del Teatro Pirandello alla sua memoria. È un gesto simbolico ma concreto che restituisce alla città un luogo destinato a custodire nel tempo il valore del suo contributo umano e artistico e a mantenerle viva la presenza nella vita culturale agrigentina. La commemorazione sarà arricchita da contributi video di importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Passiamo adesso allo sport. Domenica, per il campionato di promozione Girone A, la capolista Aragona sarà di scena sul campo della Margheritese. È una trasferta insidiosa e posta in palio e alta per la prima della classe, a un passo dal salto di categoria. La Margheritese è in lotta per i play-off. Sentiamo adesso l'intervista al presidente dell'Aragona, Luigi Morreale, fatta dal collega Davide Sarto. Ci siamo, 3 gare alla fine del campionato, domenica trasferta sul campo della Margheritese, un campo in terra battuta, trasferta insidiosa, ma cosa ha detto alla squadra prima di questa partita? Ma guarda Davide, ho detto quello che poi dico sempre tutte le settimane, i ragazzi devono stare tranquilli, devono affrontare questa gara con la giusta concentrazione, le giuste motivazioni, però posso dirti che io ho veramente un gruppo di professionisti che sanno come gestirsi, come automotivarsi, conoscono l'importanza della gara, che potrebbe rappresentare davvero un crocevia importante per quello che sarà il finale di stagione. Parliamo della partita, chi Aragona servirà sul campo della Margheritese? Servirà l'Aragona che vediamo dal 18 agosto ad oggi. Noi abbiamo affrontato tutte le partite con grandissimo impegno, grandissima concentrazione, per cui servirà una gara di carattere, una gara dove non bisognerà avere la fretta di fare il risultato. Però ti ripeto, i ragazzi, abbiamo in rosa ragazzi che hanno la giusta esperienza per poter gestire al meglio questo tipo di partita. Motivazioni diverse, l'Aragona ha bisogno di 3 punti per arrivare fino in fondo e vincere il campionato, la Margheritese virtualmente è ancora in corsa per i play-off. Sì, diciamo che gli obiettivi sono un po' differenti, però per quanto riguarda loro, diciamo, ancora la matematica non sancisce il fatto che sono fuori dai playoff, quindi è evidente che magari giocheranno la partita sicuramente per batterci, però noi abbiamo un altro obiettivo che è quello di vincere il campionato, pertanto come diceva prima il mister non firmiamo per il pareggio, ma andremo lì cercando di portare a casa il bottino pieno.
Anche domenica sul campo della Margheritese l'Aragona non sarà da sola, avrà al seguito tantissimi tifosi pronti a partire da Aragona. Sì, questa è ormai una cosa che ci accompagna dall'inizio della stagione. I tifosi sono veramente splendidi, ci hanno seguito in tutti i campi, in ogni dove, e quindi io di questo veramente mi sento di ringraziarli per il supporto e l'amore che stanno dando a questa squadra. Ne parlavo proprio oggi con il mio omologo della Margheritese, commentavamo proprio di questo, cioè una partita di calcio senza pubblico, senza tifosi non ha motivo di esistere, per cui ben vengano i tifosi, ben venga il pubblico, ci auguriamo di trovare anche una cornice importante e quindi rendere questa gara ancora più bella. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.